Kalidou Koulibaly è un nuovo giocatore del Chelsea. E non mi vengono le parole. Non so cosa dire e sinceramente credo che qualsiasi parola sia superflua. Se ne va oltre al miglior difensore sicuramente degli ultimi 25 anni del Napoli. È uno dei migliori della storia del Napoli. Se ne va via una delle ultime bandiere che avevamo. Noi in un mese abbiamo perso Insigne e Koulibaly. C'erano pochi giocatori all'interno della rosa del Napoli che erano intoccabili, anche a livello affettivo. Noi siamo una squadra che viviamo di emozioni, noi siamo da sempre, da sempre una squadra che non vive di vittorie. Noi non siamo abituati a vedere Champions, a vedere scudetti. Noi siamo abituati a avere i nostri eroi, ok? Il calcio per noi è questo. Il calcio per noi è emozione, il calcio per noi è avere queste persone a cui aggrapparci. E ora non ce l'abbiamo più. Se ne sono andati praticamente tutti. Mertens secondo me rinnoverà e rimarrà solo lui. Io credo sinceramente che in questa situazione ci sia stato un misunderstanding da parte di quelle che erano le possibilità del Napoli. Nel senso, non credo che la società potesse fare più di quello che ha fatto se l'offerta da 6 milioni per 5 anni è reale. Credo che sia reale, non credo che il figlio del presidente si sarebbe esposto in quella maniera, credo che l'offerta che il Napoli ha recapitato a Koulibaly di 6 milioni più bonus per 5 anni più un ruolo in dirigenza sia reale, ma andava fatto prima e poi andavano date certezze e sicurezze di un progetto più solido per tenere un calciatore di questo calibro. Koulibaly fa una scelta comprensibile, guai, guai al primo che lo criticherà, guai alla prima parola che sentirò dire su Kalidou Koulibaly, la prima parola, non azzardatevi a nominare in maniera negativa un calciatore, un uomo che ha dato tutto al Napoli, tutto, tutto. Noi abbiamo avuto in rosa uno dei 3 difensori migliori d'Europa. Kalidou Koulibaly per 3-4 anni durante la sua permanenza a Napoli è stato tra i 3 migliori difensori in Europa. È attualmente per me a mani basse il difensore più forte della Serie A. Era. Più di Skriniar, più di De Ligt, più di Bremer che ha fatto un'ottima stagione quest'anno. Koulibaly era il più forte di tutti. Io le emozioni che ho provato vedendo giocare Kalidou Koulibaly non le proverò per nessuno. L'esaltazione che provavo vedendo quel calciatore in campo non la proverò per nessun altro. Per nessun altro e non l'ho provata. Credo che dopo Lavezzi e Hamsik questo sia l'addio più doloroso in assoluto. Più di tutti. Più di Insigne, più di Cavani, più di Higuain, più di tutti, perché Koulibaly è stato il fenomeno per eccellenza del Napoli. Koulibaly è stato il giocatore che a Napoli non ci doveva stare, perché vedere un giocatore di quel calibro in una squadra come il Napoli, in una squadra che parliamoci chiaro, come ambizione non ha mai avuto lo scudetto. Anche quando abbiamo lottato fino alla fine, la nostra ambizione non era quella. Avevamo la società che diceva dobbiamo arrivare in Champions. Un giocatore di questo calibro in una squadra come noi non ci faceva niente. E il fatto che abbia dato praticamente tutta la carriera a noi ci deve solo rendere orgogliosi. Koulibaly ci ha dato tanto, noi abbiamo dato tantissimo perché Koulibaly senza il Napoli non sarebbe diventato Koulibaly, ovviamente,
Tecnicamente era inguardabile quando è arrivato, era inguardabile. Tatticamente non teneva una posizione. È diventato semplicemente un fenomeno. E andrà in una delle squadre più importanti del mondo, a prendere quasi il doppio dello stipendio, a giocarsi la Champions League, a giocare in Premier, a 31 anni, l'ultimo treno veramente importante della sua carriera. Non posso biasimarlo. Non posso biasimarlo. Mi preoccupa sinceramente molto quello che sarà la fine del nostro Napoli perché abbiamo smantellato. Perché abbiamo smantellato, oramai non c'è la base da cui ripartire. Ospina, Koulibaly, Insigne. Manca Osimhen. Ora manca Osimhen. Manca Osimhen per non arrivare neanche in Conference League. Manca che sia arrivato Osimhen. Perché Fabian è svogliato. Zelinski è il fantasma di se stesso. Anghissà non potrà fare tutto da solo. Politano se ne va. Lozano sta lì facendo la marionetta. E tra parentesi ho sentito il nome di Acerbi per cercare di rimpiazzare Koulibaly. Parliamoci chiaro, questo signore qua non si sostituisce con nessuno, ma provate a prendermi Acerbi come sostituto di Koulibaly. Quanto è vero Gesù Cristo, non mi vedo più una partita del Napoli per la prossima stagione. Segnatevi questo video, se il Napoli rimpiazzerà con Acerbi, solo Acerbi, io smetto di seguire il Napoli fino a quando De Laurentiis non venderà la società, perché a farmi prendere per il culo non ci sto, perché io seguivo il Napoli in Serie B quando ero piccolissimo. Io ho iniziato il Napoli a seguirlo in Serie B, lo seguivo all'ultima giornata quando eravamo decimi, lo seguivo durante le amichevoli estivi del cazzo a pagare Sky quando c'era Zuniga che saltava contro chi non salta Juventino è. Ma ragazzi, qua stiamo parlando di una squadra smantellata e se De Laurentiis pensa di poter rimediare a ciò con Acerbi, quella è la porta. Quella è la porta, ma non per me, per tutti. Quella è la porta per tutti, perché al San Paolo non ci sarà più nessuno, perché al Maradona non vedrà più nessuno. Il Maradona farà 3.000 spettatori se succederà questo. Se succederà questo. Se questo è il progetto della nostra società, al Maradona ci andranno 3.000 persone, perché il biglietto gli hanno regalato. Ci siamo rotti il cazzo. Ci siamo rotti il cazzo di farci il fegato a trecce per una banda di debosciati che teniamo in società. Le altre squadre Pogba, Di Maria, Lukaku, l'Inter. Noi vendiamo Koulibaly e Insigne? Pensiamo di non rinnovare Mertens? Stiamo smantellando tutto. Non abbiamo rinnovato Spina. Stiamo smantellando tutto. Stiamo smantellando tutto. Vi dovete svegliare. Vi dovete svegliare perché i napoletani tengono un attaccamento alla maglia clamoroso, perché il Napoli faceva sold out in Serie C. Allo stadio ora non ci va più nessuno. Fatevi due domande. Non sono gli obiettivi. Non è che se il Napoli non punta allo scudetto nessuno va allo stadio perché siamo stronzi, perché siamo tutti occasionali, ma perché non ce la facciamo più, perché siamo arrivati al limite della sopportazione. Non ce la facciamo più. Non ce la facciamo più. Quindi camma fa. Camma fa. Sono senza parole. Grazie di tutto KK. Grazie di tutto.